Buon pomeriggio, ben ritrovati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Un cordiale saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta che vi raccontano oggi San Cataldese Geraci, gara valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A. Di inizio dell'arbitro che arriva in questo momento. Comincia San Cataldese Geraci. Campanaro porta palla, pallone per Meta che riesce a resistere a due cariche. Pallone centrale per Prestia che apre a sinistra dove c'è Feuillassier. Affrontato va sul destro l'argentino. Qui sbaglia l'appoggio Campanaro. Può ripartire il Geraci. Ci sono due uomini in avanti. Saluta ancora, incrocia! Crolla in qualche modo, salta un uomo. Si accentra, il cross col mancino. C'è Feuillassier, poi Silvano ancora, prova il mancino al volo, respinto dalla difesa. Se recupera la sfera Prestia centralmente, prova l'apertura per Feuillassier, buono il controllo, Santiago! Sono serio, Grimaudo e Saluto, va serio, viene fermato ma finisce anche la prima frazione. Si chiude sullo 0-0 San Cataldese Geraci dopo i primi 45 minuti. Arriva il fischio dell'arbitro. Ricomincia San Cataldese Geraci. Adesso col pallone in avanti Feuillassier entra in area, prova il destro, la parata di Cesai. Di testa Silvano. Prestia va via Chiazzese, va giù sull'intervento di Scalisi. E calcio di rigore e ammonizione per il numero 3 del Geraci. Arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Campanaro che segna, trasforma il calcio di rigore. Quando siamo al sesto del secondo tempo, Fabio Campanaro cambia quindi il parziale al Valentino Mazzola. Prestia, dialogo con Campanaro, Prestia va via un uomo. Mette il pallone in mezzo Campanaro, la respinta coi pugni di Cesai, in scivolata anticipa Bognanni, Feuillassier, apre per Lococo, entra in area, prova a incrociare. Fischio dell'arbitro, Prestia, allontana. Qui sbaglia Tosto, concede un'occasione Ghiotta, la parata di Dolenti, ancora Dolenti in due tempi. Maudo poi ancora bisogno, perde palla, Camagno la recupera. Però l'apertura per Lococo, Lococo il destro, la parata di Cesai, pallone che rimane lì, Calabrese apre troppo il destro, andato da Bello, non c'è fallo secondo l'arbitro. Bello mette dietro, Ferraù, pallone per Lococo, Lococo, Cesai chiude. Sventaglia dalle parti di Sanyong, superato Passanante. Entra in area Sanyong, va giù, tentativo di tiro, occasionissima per il Geraci. Qui bene Bello, pallone per Ferraù, ancora Ferraù che vede Camagno, Camagno incrocia il destro, arriva il triplice fischio. Arriva la prima vittoria in questo campionato per la San Cataldese, battuto il Geraci per 1-0, decide al sesto minuto della ripresa la rete sul calcio di rigore di Fabio Campanaro. E per oggi è tutto dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Un cordiale saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta.